Benvenute colleghe e benvenuti colleghi a OPPV Academy, il podcast ufficiale dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, un nuovo canale dedicato interamente alla nostra formazione continua e all'aggiornamento professionale nei numerosi ambiti della psicologia. Siamo Luca Pezzullo E Fortunata Bizzoferro. e vi accompagniamo in questo viaggio alla scoperta di vecchi e nuovi campi della professione psicologica. In questo ciclo di podcast approfondiamo i temi emergenti che arricchiscono la pratica psicologica contemporanea, dalle nuove aree professionali in crescita all'impatto delle nuove tecnologie, passando per le implicazioni etiche e per le innovazioni metodologiche. Siamo pronti a ispirarci e arricchirci la nostra professione? Benvenuti alla tappa di oggi di questo viaggio insieme. Buongiorno a tutte e tutti, sono Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto e oggi per i nostri approfondimenti professionali nel nostro podcast ordinistico incontriamo un ospite speciale, Roberta Zantedeschi. Roberta è una esperta di scrittura professionale e di comunicazione efficace nei contesti aziendali e vi potreste chiedere perché incontriamo Roberta in questo ciclo di podcast. La incontriamo perché è una delle massime esperte che abbiamo già avuto modo di conoscere in un webinar ordinistico reperibile nella nostra area di formazione digitale, di tematiche relative appunto alla scrittura professionale per liberi professionisti, per psicologi, che hanno un gran bisogno, in molti casi, di avere alcuni input, alcune indicazioni, alcuni suggerimenti su come ottimizzare, nell'ottica di un adeguato posizionamento di mercato, la loro presenza sui social media e più in generale nella loro cosiddetta comunicazione d'impresa, intesa in senso lato, perché anche quella del singolo libero professionista, da un punto di vista organizzativo e di posizionamento, è di fatto una scelta di comunicazione, tra virgolette, d'impresa. Ci sono però tutta una serie di tecniche, di processi, di attenzioni, di capacità di navigare all'interno dei contesti social e non social, che richiedono a volte appunto degli skills specifiche che possono essere molto impattanti e avere un grande ritorno dell'investimento per il professionista che ne faccia un uso corretto. E allora per avere alcuni strumenti, alcuni suggerimenti, alcune indicazioni molto operative, molto pratiche, abbiamo deciso di chiedere a Roberta di accompagnarci in questo viaggio, in questa esplorazione che sarà molto operativa e pragmatica. Roberta, ben arrivata. Grazie Luca e saluto tutte le persone che stanno ascoltando. Benissimo. Allora, mi hai già anticipato che ci darai una serie di indicazioni molto operative, molto concrete. Sì, l'obiettivo è proprio lo scopo è proprio quello di fornire delle indicazioni che possano permettere alle persone che ascoltano di mettere mano al proprio profilo o alla propria presenza su LinkedIn già da, ehm, appena, il podcast sarà finito. Fantastico, è esattamente quello che potrebbe servire anche a me da un certo punto di vista, nel senso che ma te lo racconterò in itinere. Io ho avuto un Mh. rapporto un po' complesso con LinkedIn. Vediamo se alcuni dei suggerimenti e delle indicazioni che ci fornisci, che hai deciso di condividere con noi, insomma, mi aiuteranno anche a me a sbloccarmi rispetto all'uso corretto di LinkedIn. Sì, ma non sei il Ehm, solo non sono il comunque. solo e No, chi no, no, ma sei in ottima compagnia, questo è quindi dalla rassicurante mia insomma. esperienza, sì. Fantastico. Ecco, questo potremmo chiudere il podcast già qui, mi hai rassicurato emotivamente, devo No, no, ma andiamo oltre, no, andiamo adesso oltre? andiamo oltre, ci mancherebbe. Perfetto. Allora io parto proprio con una domanda di sistema, una domanda di cornice. Tu come pensi che i social media e LinkedIn in particolare abbiano cambiato il modo in cui le professioniste e i professionisti, possono oggi costituire la loro reputazione online o fare network rispetto a, ad esempio, 10 anni fa? Allora, e rispetto a 10 anni fa è cambiato secondo me il modo attraverso cui si comunica la propria credibilità. Mi spiego, e non riguarda solo l'ordine a cui appartenete, però, per credibilità io intendo proprio le ragioni per crederci. Allora, in passato si aveva molta fiducia nel ruolo e quindi lo psicologo, la psicologa, ma era anche dell'avvocato, l'avvocata, del medico, okay, quindi era proprio un il ruolo portava con sé una fiducia, quindi gli studi che si avevano fatto, il ruolo che si aveva acquisito. Ecco, quello che i social network hanno rotto un po' questo meccanismo, perché agevolando il dialogo,
e non solo i social network naturalmente, in generale l'accesso a determinate informazioni, ha reso le persone meno, fiduciose per partito preso, perché sono di fronte all'avvocato, perché sono di fronte al medico, perché sono di fronte allo psicologo, le hanno rese da un certo punto di vista più consapevoli, da un altro punto di vista, più, smaliziate e da un terzo punto di vista più capaci di andare a ricercare le ragioni per crederci. Quindi di fatto i social network hanno un po' imposto, se vuoi, no, ai professionisti, alle professioniste che prima vivevano un po' di luce riflessa da questo ruolo, di andare a dare le ragioni per crederci e quindi si è cominciato a parlare della necessità di costruire la credibilità. Poi, insieme a questo hanno fatto altro i social, hanno reso più facilmente divulgabili alcune professioni, no, che prima erano guardate dal basso verso l'alto e meno le capivi, più erano in qualche maniera, così, guardate con ammirazione e anche con soggezione. Questo in realtà questa divulgazione, chiamiamola così, questo accesso, ha reso, le professioni però anche più avvicinabili e ha aiutato a smantellare alcuni stereotipi, okay, e penso che anche la figura dello psicologo, della psicologa, insomma, sia stata oggetto di stereotipi che un certo tipo di comunicazione ha aiutato a smantellare, motivo per cui oggi andare, rivolgersi a una figura, come può essere lo psicoterapeuta, non è più uno stigma, cosa che invece in passato poteva essere. I social hanno facilitato le relazioni, ampliandone di fatto la portata e aiutando anche le persone ad uscire un po' dalla bolla. Allora tu adesso mi dirai: "Ma come? Ma i social sono per definizione delle bolle". Ma ogni ambito che viviamo è una bolla. Il tema non è uscire dalla bolla, ma è vivere in più bolle possibili e farle comunicare tra di loro. Quindi i social hanno dato accesso a un'altra tipologia, un altro livello di bolla dove comunque, se io penso a persone che vivono in contesti, guarda, io vivo in provincia, in un posto meraviglioso, bucolico, esco e trovo le mucche, okay, cioè non vivo in centro a Milano, no, vivo, però io da qui sono in contatto con stimoli, informazioni, persone che altrimenti, mi sarebbero in qualche maniera precluse, no, questo vale per me, questo vale per un sacco di persone che attraverso i social hanno potuto, ecco, arrivare a conoscenze, consapevolezze, persone che altrimenti non avrebbero incontrato e, ultima cosa, è merito anche secondo me proprio della presenza dei social e di questo tam tam, il fatto che nell'ultimo periodo sia stato messo in luce il tema della salute mentale, come un tema fondamentale e questo lo dico proprio pensando a voi, al vostro ordine, io credo che da questo punto di vista sia stato un bellissimo lavoro di consapevolezza, e anche proprio di torno a quello che dicevo prima, di smantellamento di alcuni, stereotipi, di alcuni stigma, per rendere le persone, insomma, anche più disponibili a dire: "Io ho bisogno di aiuto e aver bisogno di aiuto va bene". Mi sembra che hai già messo una serie di riflessioni molto interessanti sul piatto e concordo che effettivamente ci sia stata un'evoluzione importante anche nel tema della rappresentazione sociale della professionalità psicologica, dei temi del benessere psicologico, della normalizzazione dei temi della salute mentale che finalmente, forse nel periodo anche post-Covid, sono iniziati a diventare un elemento più, normalizzato nel dialogo sociale, più condivisibile, di cui si può parlare molto più di quanto succedesse 20 o 30 anni fa. E da questo punto di vista, i vari social, come si accennava, hanno avuto anche un ruolo importante e tra i social ce n'è uno che è LinkedIn, che è dedicato principalmente a interazioni di natura professionale e su questo tipo di lavori di rappresentazione che gli psicologi e le psicologhe fanno della loro attività, allora mi sto chiedendo se ci sono state dal tuo osservatorio delle modifiche, delle evoluzioni in questi anni in relazione a questo o anche al modo in cui questa possa essere allora una piattaforma efficace da parte degli psicologi e degli psicologi per costruire credibilità o coltivare relazioni. Sì, okay. Allora,
sai, il cambiamento riguarda sempre il funzionamento di 2 aspetti quando si parla di social network e per la mia esperienza. I 2 aspetti sono, da una parte le persone, dall'altra l'algoritmo. In fondo sono 2 algoritmi comunque, no, c'è l'algoritmo umano e l'algoritmo tecnologico. Quindi quando io penso e, guardo anche indietro e mi chiedo com'è cambiato LinkedIn e com'è cambiato l'uso di LinkedIn, io faccio sempre riferimento a questi 2, cambiamenti. Allora, da una parte c'è un algoritmo, smarchiamo subito quello, l'algoritmo e le funzionalità di LinkedIn, no, allora, rispetto a tanti altri social, LinkedIn ha un algoritmo piuttosto stabile. Questo significa che i cambiamenti vengono rilasciati di solito un paio di volte l'anno, vengono ben spiegati, vengono motivati, insomma i cambiamenti si vedono e si ha il tempo di, come dire, registrare il funzionamento nuovo e di riassestarsi prima di un nuovo cambiamento. Uhm, e in generale, dal mio punto di vista LinkedIn sta e ha inserito nel tempo tutta una serie di nuovi tools e funzionalità che lo hanno reso, una sorta di veramente piccolo mondo completo, cioè un libero professionista, ma un professionista in generale su LinkedIn ha il suo profilo, cosa che nessun altro social ha, un profilo completo, professionale. Ha un luogo dove andare a produrre dei contenuti, come dire, facilmente fruibili che sono dei post, ma che sono dei post che ospitano tanto testo perché son 3000 caratteri a post. Può mandare newsletter, può scrivere articoli, può creare una pagina aziendale, penso a un libero professionista, può crearsi una pagina aziendale, no, e quindi inserire il logo e insomma creare una presenza davvero molto tonda, molto completa. Potrebbe, se vogliamo, fare a meno di un sito, posto che questa cosa la dico, ma poi ribadisco il fatto che LinkedIn domani mattina potrebbe chiudere e tutto quello che noi abbiamo fatto e abbiamo messo su LinkedIn lo perdiamo. Quindi il mio consiglio è sempre: abbiate anche dei canali proprietari. Ma dentro LinkedIn, se dentro LinkedIn c'è, e quindi arriviamo alle persone, il vostro pubblico, il vostro target, la vostra platea di riferimento e, sapete che, sono persone che usano LinkedIn, lì dentro potete fare davvero tantissimo perché avete più strumenti, potete fare sondaggi, potete creare, dei documenti scaricabili, cioè, da un certo punto di vista mi vien da dire che è uno dei social più completi e che risponde anche a stili di comunicazione differenti. Preferisci fare video? Bene, carica i video. Preferisci scrivere? È il luogo delle parole. Quindi c'è la possibilità anche proprio di esprimersi scegliendo un po' la propria preferenza comunicativa. Da un punto di vista invece delle persone, ecco lì noi abbiamo 2 tipologie di persone quando comunichiamo da, come dire, studiare un po'. Da un certo punto di vista c'è il nostro pubblico, il nostro target, le persone a cui ci rivolgiamo, a cui vogliamo essere utili. Dall'altro è interessante anche vedere che cosa fanno le persone che fanno il nostro lavoro o, la dico male, ma uso questa parola in maniera intenzionale, i competitor, no, che per chi si occupa di psicologia non sono necessariamente solo gli psicologi. Per cui, ehm, perché parlo di competitor quando parlo di cambiamenti? Perché io non posso, pensare di impostare la mia comunicazione e tenere la barra dritta se poi mi accorgo che chi tratta i miei stessi temi, non lo so, il 90% delle persone che tratta i miei stessi temi li tratta in maniera differente. Cioè devo saperlo e devo fare una scelta, no, devo capire come si sta orientando la comunicazione per decidere di fare l'outsider e quindi di trovare il mio modo distintivo, oppure per intercettare dei trend o delle modalità comunicative che magari mi possono essere utile. Di nuovo non sto dicendo di fare come fanno gli altri, ma per me è fondamentale che chi usa LinkedIn oggi lo faccia in una logica di interdipendenza con quello che gli sta succedendo intorno, ecco, in modo da capire come va a posizionarsi. Poi io credo che comunque LinkedIn sia assolutamente uno strumento utile a chi si occupa di psicologia
di psicoterapia, nella misura in cui queste persone non lo usano come uno strumento di autopromozione tout court, ma come un luogo dove possono incontrare il loro pubblico, le persone a cui vogliono rivolgersi, e quindi un luogo dove mettersi in ascolto, dove ecco, un luogo a cui approcciarsi sospendendo il giudizio. Perché un po' il fatto che siamo su un social network, ecco, c'è secondo me un po' un bias sui social network per alcune persone, no, che siano luoghi così meno, consistenti, di altri luoghi o dell'incontro in presenza. In realtà anche LinkedIn è davvero un luogo dove si può fare un bagno di umanità che per chi fa che per chi tratta temi legati al benessere, alle crescita, all'evoluzione delle persone, insomma sono veramente luoghi dove attingere, moltissimo. E quindi poi, l'ultimo aspetto riguarda proprio il fatto di capire lo strumento e sfruttarlo, non dico in tutte le potenzialità che ci dà, ma sicuramente sapendo che avere un profilo e basta in realtà non significa usare LinkedIn. Sostanzialmente stai parlando di me, nel senso che io ho aperto il mio profilo, faccio proprio questo coming out, ho aperto il mio profilo credo una dozzina di anni fa, profilo molto basic, quindi le informazioni di base, ho iniziato a condividere un paio di link, un paio di cose, 4 cose, poi sostanzialmente l'ho abbandonato a se stesso, sai tipo le case abbandonate con gli spettri che vi si animano all'interno, e recuperandolo adesso ogni tanto mi appare appunto qualche alert ma più esternamente ho visto quanto è evoluto un po' l'ecosistema informativo di LinkedIn, la sua logica, i suoi principi di funzionamento, i case study, quello che veniva appunto portato avanti, e ogni tanto guardo con quel misto di terrore sulla possibilità di dover abbattere e ricostruire quello che era il profilo, perché chiaramente è un profilo fuori dal tempo, è molto vintage rispetto a quello che è diventato il nuovo ecosistema, la nuova natura e struttura di LinkedIn. Quindi credo che poi mi ascolterò attentamente il podcast per capire come andare a fare questa Ma sai che poi il ristrutturazione. vintage torna Il sempre, vintage no, torna, ecco, il questo era vintage sicuramente. torna di solito, siccome se aspetti un altro pochino Dici che poi torniamo. però battute a parte, è chiaro che è più facile mantenersi aggiornati, cioè è più facile essere efficaci se ci manteniamo aggiornati e se ci passiamo dentro un po' di tempo. Un po' di tempo non vuol dire come la Zan Tedeschi che ci vive dentro. Però insomma se io dedico regolarmente un po' di tempo, mi accorgo dei cambiamenti, li vedo, li conosco. Peraltro qui mi spendo subito un nome, scusate, perché io non posso non nominare, la persona che secondo me oggi in Italia è il punto di riferimento tecnico su LinkedIn, cioè la persona che ti anticipa i cambiamenti prima che LinkedIn li rilasci o insomma o un secondo dopo che LinkedIn li ha rilasciati, e quindi vi consiglio di, collegarvi e seguire Fabio Banzato, perché senza entrare e dire: "Adesso cosa succede, cosa devo fare?" Se io seguo Fabio Banzato, ciao Fabio, ehm, so per certo che cosa sta succedendo e sono sempre aggiornata. Cioè anche questo rispetto a un utilizzo anche efficiente di LinkedIn, no, per cui io so che la paura è entrare e dire: "Mamma mia adesso non mi oriento, mamma mia adesso chissà quanto tempo perdo", eccetera. E invece anche avere dei riferimenti chiari per argomento, e quindi pensare anche di avere dei riferimenti su questo tema, no, proprio su LinkedIn, che non sia LinkedIn stesso che mi devo andare a leggere i documenti e la newsletter, eccetera, perché ci sono delle persone di una generosità fuori dal comune che prendono il loro tempo e lo dedicano a, appunto, divulgare e a portare alla conoscenza delle persone nel modo più semplice, più fruibile possibile, tutta una serie di contenuti inclusi come funziona tecnicamente l'algoritmo e quali sono stati gli aggiornamenti. Per cui questa è una dritta che vi do, tenete a mente Fabio Banzato. Fantastico, perché infatti uno dei timori appunto di dire mi rimetto a mettere mano al profilo, o che una persona magari potrebbe avere, un giovane collega, o un collega anche non giovane che però intende iniziare a strutturare meglio la sua presenza online, appunto poteva essere quello del tempo necessario. Quindi questo suggerimento, questa indicazione che aiuta un attimo a strutturare, a capire come efficientare, ottimizzare
lo strumento, il tempo dedicato e il rapporto tra investimento temporale e risultati è particolarmente utile e prezioso. Quindi questo inizia a essere anche motivante in questo senso. Però a questo punto, come dire, viene un po' spontaneo chiedere, secondo te, per la tua esperienza, quali potrebbero essere gli elementi chiavi di un profilo LinkedIn, che catturano di più l'attenzione di chi frequenta l'ecosistema LinkedIn, di chi sta su LinkedIn e quindi potrebbero aiutare a comunicare efficacemente la professionalità di uno psicologo? Okay, allora tu mi chiedi il profilo, quindi mi concentro sul profilo che è uno dei 3 asset, quindi faccio un passo indietro. I 3 asset, per utilizzare bene LinkedIn sono il profilo, il network, perché un profilo perfetto, i contenuti perfetti, se non abbiamo un network intorno non servono a niente e l'ho già anticipato, il terzo asset sono i contenuti, dove per contenuti intendo quello che scriviamo, che possono essere post nostri, ma possono essere anche le interazioni, magari lo vediamo dopo, no, interagire con le altre persone. Rispetto al profilo anche qui, parlo di 3 elementi, cioè i 3 obiettivi di un profilo dovrebbero essere: il primo, dire alle persone cosa fai; il secondo, trasmettere alle persone qualcosa di te; il terzo, far fare qualcosa alle persone. Adesso brevissimamente li prendo uno alla volta. Allora, dire alle persone cosa fai vuol dire che una persona che entra nel tuo profilo, ehm, deve uscirne, quando decide di uscirne, avendo chiaro di cosa ti occupi. Però attenzione, perché se io scrivo psicologo o psicologa o psicoterapeuta, okay, ma che possibilità di differenziarmi ho con questa informazione? Mentre io leggo tantissimi avvocati, avvocata, consulente, psicologo, psicoterapeuta e basta. Quindi, il tema è lavorare bene sull'headline o sommario, che è il campo appena sotto il nome e cognome, dove, sì, va scritto il ruolo, chiamiamolo così, ma abbiamo 220 caratteri, possiamo dire le nostre specializzazioni, possiamo dire a chi ci rivolgiamo, possiamo dire che metodologie usiamo, che tipo di approccio e cercare di inserire qualcosa sempre da un punto di vista professionale che ci caratterizza. Lo possiamo fare nell'headline e a maggior ragione poi lo possiamo fare nel campo informazioni. Io vedo tanti profili di psicologi, psicologhe che hanno compilato il profilo, ma non hanno scritto niente nel campo informazioni e quindi quel campo non compare, mentre quello è un luogo dove io mi vado a presentare e nuovamente, sapendo di essere una tra le migliaia e migliaia di psicologhe e psicologi, andrò a dire qualcosa che aiuta chi legge a dire perché dovresti seguirmi o dovresti scegliermi. Però, e veniamo al secondo obiettivo, dire qualcosa di te come persona. Perché? Tanto è un luogo professionale. Sì, però di nuovo, io scelgo il professionista, ma scelgo il professionista che mi convince di più. Per N motivi, mi convince di più perché ha più certificazioni, mi convince di più perché mi sta più simpatico, mi convince di più. Ognuno poi ha i propri criteri, però, descriverci professionalmente e basta è limitante, è limitativo. E quindi se noi mettiamo anche qualcosa di noi, come? Beh, intanto le immagini. Abbiamo 2 immagini, foto di profilo e foto di copertina. Sono strategiche. Guardate, le persone entrano nel profilo, possono rifiutarsi di leggere, ma non possono rifiutarsi di guardare. Non possiamo impedire al nostro occhio di guardare un'immagine, però possiamo impedire al nostro occhio di leggere un testo. Quindi giocatevi bene le immagini, dove la foto di profilo deve far vedere voi e fare in modo che se poi qualcuno vi incontra fuori o perché viene in studio o perché vi incontrate ad un evento, ad un convegno, vi riconosca. E la foto di copertina lì si può spaziare, si può usare in vari modi, però il tema non è la bellezza. Scelgo un'immagine bella, no, scelgo un'immagine significativa che aiuti a trasmettere un messaggio di ciò che voglio trasmettere. Ma poi posso usare anche il tono di voce per dire qualcosa di me come persona. Immagina la differenza tra descriversi in terza persona singolare o in prima persona singolare. È semplicemente cambiare il pronome, però fa tutta la differenza del mondo da un punto di vista di calore.
E vi ricordo che il social network è comunque un luogo fatto di conversazioni e di persone che hanno voglia di stringere connessioni, di incontrarsi. Il calore aiuta, ok? Ehm, e poi possiamo anche davvero condividere qualche elemento, non lo so, valoriale di cosa ci guida nel nostro lavoro o qualche elemento personale dentro a dei confini che non, come dire, non sforano nella nostra privacy. Terzo elemento, vado veloce, ma il far fare qualcosa a chi entra nel nostro profilo cosa significa? Quelli bravi, quelli che si occupano di marketing parlano di conversione, ma la conversione ha a che fare con: okay, decido di seguirlo, di leggerlo o leggerla. Decido di chiedergli una call, perché decido di andare a visitare il sito, metto la campanella perché sul profilo c'è una campanellina che chi entra nel nostro profilo può attivare e in quel modo LinkedIn lo informerà di tutti i contenuti che pubblichiamo. Cioè mi interessa così tanto che non mi limito a dire segui o collegati, ma vado proprio ad attivare un alert che mi dice ogni volta che Luca Pezzullo pubblica un post. In questo momento probabilmente sarà una volta l'anno? No, okay, però da Un po' meno domani probabilmente, ma da domani diventerà più da frequente. domani Sì. mettiamola ecco, quindi faccio fare delle cose, ma questo come faccio a farlo? Beh, più mi rendo interessante, più mi rendo, come dire, coinvolgente e più, creo curiosità, no, ma posso anche dirlo: "Scrivimi per avere maggiori informazioni", oppure: "Vai, questo è il mio sito", oppure qualcuno può anche decidere di dire: "Io regalo mezz'ora di telefonata, boh, a 3 persone alla settimana", poi ognuno può mettere i propri criteri, però insomma se mi iscrivi vediamo di ecco, ci sono N modi di invitare le persone a fare qualcosa, modi diretti e modi indiretti per far fare, qualcosa a chi entra nel nostro profilo. Quindi gli obiettivi sono questi. I primi 2 sono indispensabili. Il terzo, come dire, vuol dire che siamo a un livello pro. Consigli interessanti, ma per arrivare a questo livello pro, mi pare di capire che quindi bisogna coltivare anche molto, ovviamente oltre alla dimensione diciamo di profilo, di rappresentazione, da quello che dici anche un po' una dimensione di ampliamento e strutturazione del network. Mh-mh. E questa è una dimensione che pare centrale, insomma, nel senso nel momento in cui ho un profilo, chiaramente o è all'interno di una rete, di un ecosistema di relazioni professionali o di possibilità di ampliamento dell'ecosistema di relazioni professionali, oppure il suo valore probabilmente si riduce. E sul tema appunto della costruzione, del potenziamento del networking su LinkedIn, che consigli potremmo dare ai colleghi? Okay, allora, il network sì, è molto importante. Intanto tecnicamente dico questa cosa, uhm, per distinguere, perché chi entra su LinkedIn e chi non entra adesso lo scopre, però sa che c'è un connectity, cioè ci sono le connessioni, i collegamenti e c'è la possibilità di diventare follower e sono 2 modalità diversi di entrare in connessione. Quando ci colleghiamo, quando io e te Luca ci colleghiamo, automaticamente ci seguiamo a vicenda, però uno di noi 2 deve aver fatto il primo passo, così dire per così dire, no, cioè o tu chiedi il collegamento a me o io chiedo il collegamento a te, poi quando l'altro lo dà, siamo collegati, siamo come amici su Facebook e ci seguiamo, reciprocamente. Diverso è quando invece io decido che, ti seguo, quindi io nel tuo profilo anziché pigiare il bottone collegati, pigio il bottone segui, a quel punto io divento tua follower e quando tu scrivi qualcosa ti leggo, ma tu A non ricevi nessuna notifica del fatto che io sono tua follower, B non segui i miei contenuti, okay? C, se vuoi, il fatto che non siamo collegati non ci dà modo di scriverci in privato, nella chat privata, perché nella chat privata ci si scrive solo quando si è collegati con dei profili con i profili free. Quindi questa tecnicamente, tanto per il network serve e io, dico subito che hanno molto più valore i collegamenti dei follower, perché con i collegamenti, cioè il rapporto è più stretto, c'è più possibilità, intanto c'è più reciprocità, no, follower ti segue, ma tu non fai niente, mentre il collegamento c'è una sorta di reciprocità e la possibilità di sviluppare meglio le relazioni.
come si fa, come si costruisce un network. Ci sono N scuole di pensieri dove quella che vince, secondo me, ehm, in qualche modo deve essere rispettosa della persona che sta dentro LinkedIn, no, cioè che ci si deve sentire a suo agio. Io sono dell'idea che preferisco aprire e preferisco collegarmi con persone, le più disparate, perché non mi piace chiedermi a cosa mi serve quella persona. Cioè, proprio a monte a me, di fronte a una richiesta di collegamento, chiedermi: "Ma a cosa mi serve? Perché mi devo collegare con questa persona?" È una domanda che preferisco non farmi, perché preferisco lasciare spazio a una possibilità. Poi chiaramente se vedo una richiesta di collegamento che non mi convince, e a me non convincono tutti i profili che non hanno la foto, non mi convincono i profili che non hanno l'headline, non mi convincono i profili, cioè ci sono dei criteri che non mi convincono, io a quel punto entro nel profilo e valuto se effettivamente, okay, rispondere in maniera positiva o meno. Ma come linea di principio io sono molto aperta e accolgo. Quando invece mi trovo io a chiedere il collegamento, di solito lo faccio proprio perché ho incontrato quella persona sotto il post di qualcun altro e ho trovato che ha scritto cose interessanti. L'ho vista offline e ho trovato che possa essere interessante. So che si occupa di quegli argomenti perché attraverso una ricerca mi rendo conto che si occupa di argomenti che mi interessano, cioè ho un motivo per chiedere il collegamento, per cui sono molto aperta quando ricevo richieste di collegamento, sono molto mirata quando invece vado io a chiedere il collegamento, ma è un essere mirata alla persona, ai contenuti e al valore che mi può portare, non tanto al fatto che faccia o non faccia un certo lavoro, che possa o non possa essere un mio cliente, perché per come io vivo LinkedIn e vi invito a viverlo in questo modo perché diventa un'esperienza molto arricchente. Per me LinkedIn è un luogo di relazioni e conversazioni, dove limitarmi a interagire o conversare solo con persone che o fanno il mio lavoro o si interessano ai miei temi, per me diventerebbe riduttivo, lo troverei a un certo punto noioso. A me dei social network piace, diversamente dai forum più verticali, il fatto che incontro tutto, e quindi spazio. Per cui ecco, poi è chiaro che quando siamo all'inizio, questo non l'ho detto ma lo forse è utile dirlo, all'inizio mi collegherò con le persone che conosco, quindi se c'è qualcuno all'ascolto che non è ancora su LinkedIn o c'è ma non ha 50 collegamenti, partite dalle persone che conoscete, partite dai vostri colleghi, dalle vostre colleghe, non lo so se i vostri clienti, ma partite dai vostri familiari, partite dagli amici, iniziate da lì a creare uno zoccolo duro. Però ricordatevi questo, che a differenza di Facebook, che è nato per mettere in contatto persone che si conoscevano e si sono perse di vista, LinkedIn, proprio nell'idea del fondatore, è nato con l'intento di creare connessioni tra persone che non si conoscono. Quindi non usate quello come criterio, dal mio punto di vista, perché è delle persone che non conoscete, che avete più bisogno e da cui trarrete più valore. Mi sembra assolutamente condivisibile come posizione, che è anche un po' quella che ci deriva dalla teoria delle reti, che ci dice che noi ovviamente possiamo Esatto, legami ampliare deboli. esattamente, i legami deboli ci aprono nuovi mondi a cui direttamente, rimanendo chiusi nella nostra bolla abituale, professionale, non arriveremmo direttamente. Invece questo ci permette, è una cosa che a me piace molto di LinkedIn, è quando ti indica i gradi di separazione che hai da qualcuno, Sì. 1, 2, 3, di arrivare in pochi passaggi a reti ed ecosistemi relazionali e professionali molto lontani da te nella vita quotidiana, aprendo veramente a un'esposizione e a una fertilizzazione di idee, contatti, reti che è molto interessante. Questa effettivamente è una delle dimensioni più interessanti, Mh. e anche a contenuti di tipo diverso di quelli che abitualmente frequentiamo, e dalla possibilità, come si diceva, di interagire su contenuti di altri e scoprire relazioni sulla base dei contenuti di altri. E su questo quali potrebbero essere, ad esempio, i tuoi suggerimenti in termini di contenuti che gli psicologi e le psicologhe potrebbero mettere a sistema, per, come dire, impattare maggiormente, creare maggiori interazioni, farsi conoscere maggiormente? Allora,
Scusa, io faccio sempre un passo indietro rispetto alle domande perché ho la fissa un po' della strategia, no, e della visione un po' dall'alto prima di calare sull'operativo. Quindi per decidere di cosa parlo, prima devo chiedermi a chi parlo e con quale obiettivo, con quale scopo. Quindi a chi parlo, lì devo davvero immaginarmi, no, sono le persone che lavorano, okay, o sono i genitori, o parlo solo alle donne, oppure parlo solo ai manager, ai e alle manager. Cioè, devo capire chi è il mio pubblico, perché poi su LinkedIn trovo anche altro, però quando io ho chiaro il mio pubblico, a quel punto mi chiedo che bisogni ha, che problemi ha, a cosa è più sensibile, in che modo e questa è la domanda secondo me, fondamentale, è: in che modo io posso essere utile su LinkedIn al mio pubblico? Perché qui c'è un altro punto secondo me importante: i social network e in particolare LinkedIn per me insomma, perché conosco soprattutto LinkedIn, sono luoghi dove, la nostra credibilità cresce e si struttura non perché noi diciamo: "Sono bravo, sono brava, vieni da me o ti faccio lo sconto", che voglio dire, non ci sogneremo neanche di dirlo su un social network, però non è quello il messaggio. Il messaggio, o meglio, il meccanismo per cui noi andiamo a renderci credibili passa per la capacità che abbiamo di instaurare rapporti di fiducia e la fiducia si nutre anche della nostra capacità di renderci utili alle persone, in questo modo di testimoniare e di dimostrare, se vuoi, che siamo anche bravi, no, cioè che siamo bravi e che ti conviene venire da me, ma non perché te lo dico, perché ti do, non perché ti dico vieni, perché io vengo verso di te e i social sono luoghi dove io posso andare verso le persone, cosa che in passato non potevamo fare. Quindi io oggi ho la possibilità di andare dalle mie persone, non per tirarle verso me, ma per dare loro qualcosa. E questo nella logica della reciprocità, e qui torna Cialdini, però genera questa cosa. Prima intanto genera attenzione, curiosità, attenzione, consapevolezza. E poi in un secondo momento, ma sapete, i processi relazionali sono processi che hanno una durata, quindi anche LinkedIn e i social network non li accendi e li spegni alla bisogna, sono luoghi dove costruisci delle relazioni. Quindi questo come approccio strategico. Ehm, quando quando ho chiaro a chi parlo e come posso aiutarli, io ho già chiaro di che cosa posso parlare, perché di fatto vado a parlare dei tuoi problemi pubblico e cerco di dirti, senza farti delle consulenze, perché vorrebbe dire svilire il lavoro, però provo anche solo guarda a renderti consapevole, anche solo a suggerirti una riflessione, suggerirti una lettura, darti un punto di vista, ecco, stimolarti. Ehm, Poi possiamo fare più cose, possiamo fare divulgazione, quindi ti spiego alcuni funzionamenti di alcuni meccanismi. Posso fare content curation. Cos'è la content curation? Molto facile, è anche un buon modo per rompere il ghiaccio. Parto da articoli o da contenuti che ci sono già in rete, li porto su LinkedIn e li commento. Quindi banalmente porto un link o porto un documento che c'è già e creo un commento che, aiuti le persone poi ad andare a leggerselo o a guardarselo, okay. Posso fare delle domande. Guardate, non serve per forza sempre portare risposte, perché funzionano tantissimo le domande e voi lo sapete che le domande funzionano, no? E non è un caso che LinkedIn abbia creato i sondaggi, ma noi non abbiamo bisogno necessariamente dei sondaggi, quindi posso decidere di fare un sondaggio o posso anche fare un post di testo in cui però porto delle domande a chi mi legge e quindi stimolo delle riflessioni. Posso creare delle rubriche. Decido che ogni sabato io consiglio un film che permette di fare determinate riflessioni, perché sono una psicologa, io no, ma dico io retorico. E sono guarda caso anche appassionata di cinema e unisco le 2 cose, okay, e peraltro questo aiuta la credibilità e l'autenticità, no, perché non resto in cattedra
ma vengo con qualcosa di più pop e di qualcosa di mio e lo faccio ogni sabato. Oppure faccio proprio un processo un po' di so che è una parola che fa, venire la pelle d'oca a qualcuno, ma di semplificazione e creo delle pillole, okay, che lo dico, sto semplificando, non mi metto di nuovo in cattedra, però, cerco di rendere accessibili alcuni magari, concetti o contenuti, ecco. Per cui, si può parlare, di tantissime cose, ma il mio suggerimento è: parlate delle persone a cui vi volete rivolgere. Quindi parlo a loro, ma parlo anche di loro. Perché quando sentiamo che stiano parlando di noi, improvvisamente alziamo le antenne e quindi quello lì crea risposta, crea connessione, crea vicinanza. Una serie di suggerimenti interessanti, dal fare domande al content curation, eccetera, che sono tutti modi che veicolano in un certo senso, al di là appunto, come dicevi, del contenuto in quanto tale, della sostanza, anche uno stile relazionale, nel senso che Mh-mh. posso essere la persona che si posiziona come più o meno autorevole, come più o meno quello che parla, ma anche quello che ascolta, quello che costruisce e rende generativi gli scambi con gli altri. Quindi, c'è una dimensione doppia, potremmo dire, appunto, che va curata. Quindi, oltre che un content curation, vorrei dire anche un relation curation, di fatto viene Sì, svolta con sì, sì. questi approcci. Sì, poi ecco, scusa, aggiungo una a meno che non ci sia una domanda sulle interazioni, che non la vorrei bruciare. No, perché No, nei beh, tanto io seguo contenuti un po' quello che dici ecco, nelle nei domande. contenuti non per chi ad esempio ha timore a scrivere, che adesso abbiam parlato siamo andati proprio dritti sul pubblico dei contenuti, ma non è necessario e non è necessario farla come prima cosa, perché in realtà possiamo, contribuire alla community di LinkedIn attraverso contenuti che partono dai contenuti altrui. Quando io interagisco sotto il post di qualcuno, portando del valore, cioè il criterio rimane lo stesso. Io scrivo per portare valore e portare qualcosa di rilevante, di utile per chi legge, ma posso farlo anche commentando il post di qualcun altro e all'inizio è strategica questa scelta perché pensateci, ma, se io entro in un luogo dove tutti stanno parlando e tutti vogliono avere attenzione a sé, arrivo io, che non ho mai scritto niente su LinkedIn, che magari ho pure un network molto piccolo e anche le dimensioni del network, come dire, influenzano la portata di quello che scriviamo, no, arrivo io col mio network piccolo e dico: "Ciao!" Cioè, non si gira nessuno. Noi abbiamo paura di andare a scrivere "tutti ci leggeranno", in realtà noi andiamo a scrivere "nessuno ci leggerà" la prima volta, perché siamo Rassicurante, lì no? no, eh Esatto. sì, io lo dico per me è un sospiro di sollievo. Invece se io entro su LinkedIn e comincio a mappare un po' il territorio rispetto alle persone con cui insomma che parlano dei miei temi, eccetera. E dico: "Ma guarda, Tizio, Caio, Sempronio, secondo me, trattano tematiche interessanti". Potrebbe essere chi parla dei miei temi, ma potrebbe essere il mio pubblico che, si lamenta di alcune cose, e io vado sotto e comincio a interagire e magari la persona che si lamentava è comunque una persona che ha un network importante. Quando io vado a mettere il mio commento, anche questo è un po' diverso rispetto ad altri social, ehm, il mio commento al post di Luca Pezzullo diventa una mia attività. Nel mio profilo apparirà che io ho commentato Luca. E quindi ha una portata quel commento, oltre al fatto che sto facendo un grande favore a Luca, perché i commenti e questo lo dico perché qualcuno ha anche paura di disturbare sotto i post altrui. In realtà quando commentate un post altrui fate solo cose positive, perché portate traffico all'autore, autrice che vi dirà grazie e se non ve lo dice però lo pensa. Voi vi inserite in una conversazione senza aver bisogno di chiamare le persone a leggervi, perché c'entrate voi. Comunque avete lo spazio perché i commenti non ospitano 3000 caratteri, ma mi pare che sui 1300 ci arriviamo, 1200, 1300, insomma avete la possibilità di argomentare
E LinkedIn chiede questo, cioè chiede che i commenti siano commenti di valore, altrimenti vi basta usare le reazioni, no, c'è il pollicione, il sorriso, il cuore, eccetera. Quindi è un modo molto strategico e non dovete neanche pensare all'argomento, perché tanto rispondete a qualcuno che ha già scritto per voi, non c'avete neanche la sindrome da foglio bianco. Questo per dire che c'è modo e modo di fare contenuti e che non è necessario che domani mattina voi abbiate un piano editoriale, un calendario editoriale, come dire, un altro lavoro da fare, no, che peraltro vi fa resistenza perché non vi sentite predisposte, predisposti. Fate così, pensate che è che sia un luogo dove le persone conversano e io mi auguro, insomma, che abbiate desiderio di conversare con altre persone cercando di portare del beneficio a quelle persone. Vedrete che vi cambia anche il modo di guardare a LinkedIn, secondo me. Mh. Grazie anche di questo input e a questo punto però mi devo agganciare con una riflessione che ne deriva. Io frequento più altri social tipo Facebook o dintorni e in questo senso, già qualche input ce l'hai dato insomma sul tipo di matrice funzionale diversa che è LinkedIn, che come hai osservato a un certo punto serviva apposta per fare incontrare persone che non si conoscevano. Quindi è proprio una natura, una genesi completamente diversa rispetto a Facebook, o ad altri, o forse anche a cose come TikTok o Instagram in cui si interagisce, mi viene da pensare, ma questo lo dico da generazione X, quindi forse un po' fuori tempo massimo rispetto a Instagram. Ecco, vedo che insomma anche sei d'accordo dall'espressione esattamente. Ogni tanto vedo mio figlio che mi guarda come dire: "Ma sei ancora su Facebook?" No, come dire: "Boomer, ancora un po' prenderai l'aratro a cavallo", o cose di questo tipo, insomma, se vai in questi termini. E quindi sì, lì la spiettata generazione Z verso la generazione X dice queste cose. Però appunto ho l'impressione che ad esempio TikTok più che Instagram eccetera, siano più veicolatori di contenuti, mentre appunto Facebook o, LinkedIn abbiano anche una dimensione importante di relazioni appunto che si va a costruire. Questa però appunto è la mia impressione da persona che usa poco altri social, al di là appunto di Facebook. Tu come dalla tua prospettiva per gli specialisti, gli psicologi, gli specialisti di psicoterapia e quant'altro, come potremmo distinguere quindi l'uso o il posizionamento parallelo, aggiuntivo, integrativo, non saprei, che si può fare sui diversi social rispetto a Mh. LinkedIn? Mh. Comunicazione multichannel. Ehm, Esatto. allora anche secondo me, Facebook e LinkedIn sono luoghi di maggior conversazione. Ad esempio io trovo molto, interessante Instagram, okay, dove la conversazione però non è comunque il focus, cioè, ma basta vedere anche come sono fatti, no, dov'è lo spazio per l'immagine, dov'è lo spazio per le parole, no, prima c'è l'immagine, poi ci sono le parole. Su LinkedIn è il contrario, prima ci sono le parole, poi c'è l'immagine e anche su Facebook. Quindi LinkedIn è sicuramente un social network delle parole, parole intese come generatori di conversazione, possono essere parole scritte, perché comunque è uno dei social dove la scrittura va più alla grande insieme a Facebook, della conversazione, poi naturalmente vanno i video, vanno le foto, vanno i caroselli, cioè vanno tutti i contenuti che insomma che vanno anche sugli altri social, ma l'obiettivo non è il post, attenzione, perché il post è l'avvio di una conversazione. Un post è successo non perché è bello, un post è successo perché la gente comincia a conversare sotto e non conversi con altri caroselli, conversi perché scrivi. Conversi e ho visto delle conversazioni davvero interessanti, di valore, di contenuto, dove io ho usato alcuni post in alcune situazioni per studiare. Poi naturalmente, cioè mi arrivavano degli input, magari li andavo ad approfondire fuori, ma nel frattempo ho ricevuto degli input grazie a esperti di quella materia che si mettevano a dialogare e che, hanno permesso a me, che magari ero solo interessata al tema, non ero esperta, però di avere tutta una serie di input, non tanto nel post, ma nei commenti. Anche questo su TikTok è un po' difficile, però ad esempio parlavo con un professionista di un altro settore poco tempo fa, lui fa questo, se vi può essere utile come dritta, fa questi video di pochissimi secondi, 30 secondi, cosa sono su TikTok, però attenzione perché il criterio è sempre quello: io in 30 secondi ti devo dare valore.
ti do valore in 30 secondi. Se io riesco a darti valore in 30 secondi, figurati su LinkedIn, dove posso andare ad approfondire, posso portare allegati, posso che cosa ti posso dare? Quindi lui usa, TikTok in realtà per portare le persone su LinkedIn e per dare quella prima impressione veloce, immediata in cui l'effetto wow è: "Cavolo, ma in 30 secondi mi riesce a essere utile, allora adesso vado, siccome il tema mi interessa, vado a vedere dove posso approfondire quei temi", e quindi se li porta poi su LinkedIn e poi da LinkedIn, ma ha questo funnel, no, tecnicamente si chiama. Lui è molto strutturato, c'è da dire anche, però insomma ve la appoggio lì perché magari qualcuno di voi può decidere di insomma di fare una cosa un po' più strutturata. Quello che ci tengo a dire è che su LinkedIn siamo sempre persone, non siamo profili, quindi no nickname, no nome, cognome puntato, no, no, cioè è Roberta Zantedeschi, è Luca Pezzullo, no Roberta Z, perché siamo persone e la cioè ti credo perché ti vedo in faccia, perché vedo il tuo nome e cognome, perché vedo un profilo che da altre parti non posso vedere, perché domani mattina quando io ti incontro fuori ti riconosco e sei quella persona che mi ha ascoltato, mi ha commentato, ha scritto un post che mi è stato utile, okay? Per cui ecco, l'altro poi l'elemento di differenziazione per me è che mentre su Facebook davvero ti posso raccontare di mia mamma che fa i biscotti, su LinkedIn no. Cioè onestamente su LinkedIn non ti racconto di mia mamma che fa i biscotti, okay, perché cerco sempre di ricondurre qualsiasi cosa a un contenuto che sia di valore e di che porti beneficio, a me piace questa parola, che porti beneficio a chi legge, ecco. Il beneficio può stare anche in un'emozione, ci mancherebbe, o in una riflessione, però scrivo per chi mi legge, non scrivo per me quando sono su LinkedIn. Grazie mille, ci hai fatto veramente una panoramica, un overview complessa, insomma, di tutte queste tematiche. Mi stai facendo tornare voglia di provare a E sperimentare vai! con LinkedIn. Obiettivo raggiunto, potremmo dire. Poi non so con che esiti, ma sicuramente è un buon inizio. Roberta, io ti ringrazio molto di suggerimenti, indicazioni pratiche che ci hai dato e soprattutto un po' di questi messaggi che mi verrebbe da sintetizzare in questo modo. Da un lato il fatto che bisogna stare su queste dimensioni di comunicazione e bisogna curarle con attenzione. E al contempo il fatto che però richiedano cura, ma non richiedano sforzi eroici o incompatibili in termini di tempo e di competenze per un professionista. Insomma, tutti gli psicologi, tutte le psicologhe potrebbero partire a costruirsi e a curare le proprie relazioni professionali e i contenuti professionali anche su LinkedIn, mi pare di capire. Sì, 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 è assolutamente fattibile, sostenibile, ma aggiungo può essere molto piacevole. Perfetto, era l'elemento fondamentale e finale, perché chiaramente se una cosa è anche piacevole e gradevole, diventa anche automotivante. Tanto meglio, esatto. Roberta Zantedeschi, io ti ringrazio molto per il tempo, i suggerimenti, le idee, il pensiero che hai dedicato a noi e da questo punto di vista, come dire, spero e credo che molti colleghi e molte colleghe possano prendere appunto spunto dalle tue indicazioni per andare a avviare o irrobustire o aggiornare, come nel mio caso, la propria posizione sulla propria presenza, le proprie reti, le proprie interazioni su LinkedIn e più in generale nel contesto, nell'ecosistema a volte complesso, appunto come ci rappresentavi, e a volte multicanale dei social. È una dimensione fondamentale per la valorizzazione della nostra dimensione professionale, per le nostre reti, i nostri contatti. Ringraziamo Roberta Zantedeschi che ci ha accompagnato in maniera molto concreta a navigare in questo mare che per qualcuno è ancora poco conosciuto. Grazie davvero Roberta. Grazie a te Luca e un saluto e un in bocca al lupo a tutte le persone che decideranno di usare e di vivere LinkedIn. Magari ci vediamo là. Assolutamente sì, adesso ti chiedo il collegamento. Grazie. Grazie, buona serata a tutte e tutti e ci risentiamo nel prossimo podcast dell'Ordine. Hai ascoltato una puntata di OBBB Academy.
È stato un piacere condividere insieme le ultime novità e gli spunti di riflessione sul mondo della psicologia professionale. Lo scambio professionale e l'aggiornamento costante sono infatti i pilastri su cui costruire una pratica professionale efficace e responsabile. Siamo Fortunata Pizzoferro E Luca Pezzullo. Ti invitiamo a rimanere con noi per la prossima puntata del podcast e a esplorare anche i webinar di approfondimento che puoi trovare nella piattaforma di formazione digitale dell'Ordine, formazione.ordinepsicologiveneto.it. Continueremo a esplorare insieme le frontiere della psicologia professionale. A presto.